Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Bracciante accoltellato a morte in piazza Prizzi nel Palermitano, preso il 25enne in fuga da 2 giorni, avrebbe agito per vendetta. Catania, drammatico incendio in una ditta della zona industriale della città, in fiamme rifiuti e materiale di scarto. L'azienda specifica la natura non dolosa delle fiamme. Per la CGIL serve piano di sicurezza industriale a Camporotondo Etneo, 60 famiglie evacuate per il rogo in una discarica abusiva. Messina, ci sono la direttrice e la vice direttrice del carcere di Gazzi e gli psicologi fra i 7 indagati della procura per il suicidio di Stefano Argentino. Il giovane accusato del femminicidio di Sara Campanella aveva più volte manifestato la volontà di togliersi la vita. Il corteo dei comitati No Ponte a Messina è la prima manifestazione di piazza dopo l'approvazione del CIPES. Gli abitanti, l'opera peggio del terremoto, si può ancora fermare. Bollino nero sulle strade e autostrade nel nuovo weekend di esodo estivo, lunghe file agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per la Sicilia. Torna il caldo, ma nell'isola le temperature non saranno afose come nel resto del paese. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere migliori. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Calcio, il presidente del Catania Pelligra non sarà presente all'amichevole dei rossazzurri al Massimino. Intanto arriva l'ufficialità rossazzurra per Aloi, 7 partenze nel Trapani. Ben trovati, è finita nel trapanese la fuga di Giacomo Vitale Pecoraro, il 25enne accusato di aver ucciso giovedì scorso a Prizzi nel Palermitano con alcuni colpi di coltello Francesco Dino, 57 anni, un bracciante. Pare che tra i due ci fossero antichi rancori, dunque l'uomo avrebbe agito per vendetta. Laura Spanò. È stato arrestato nel trapanese dopo 2 giorni di fuga Giacomo Vitale Pecoraro, il 25enne di Palazzo Adriano ma residente a Filaga, accusato dell'omicidio di Francesco Dino, 57 anni, bracciante ucciso con diverse coltellate giovedì scorso a Prizzi. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. A soccorrere il bracciante era stata la sorella che ai carabinieri aveva raccontato quanto era accaduto. Pecoraro avrebbe colpito la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione. Il bracciante sarebbe fuggito dal suo aggressore fino ad accasciarsi davanti alla pizzeria del paese. Trasportato in soccorso all'ospedale civico, il bracciante era morto durante il volo a causa delle gravi profonde ferite. L'auto di Pecoraro era sparita subito dopo l'aggressione, facendo pensare a un piano già studiato nei minimi dettagli, ma sarà compito degli investigatori confermare questa ipotesi. La donna, assistita dall'avvocato Mario Bellavista, ha raccontato che i rapporti tra i due erano stati negli ultimi tempi burrascosi. Intanto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico è stata eseguita l'autopsia sul corpo del bracciante. E c'è una notizia dell'ultima ora, tragedia a Mondello, siamo nel Palermitano, un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace. Il ragazzo è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime, aveva perso molto sangue, per lui non c'è stato nulla da fare. Cambiamo decisamente pagina. Catania, le fiamme distruggono un'azienda di smaltimento rifiuti nella zona industriale. Un'enorme colonna di fumo nero ha oscurato per ore il cielo in città. Accertato che l'origine non è dolosa. La CGIL denuncia, serve un piano per la sicurezza industriale. Giusy Lazzara. Questa enorme nube nera ha oscurato per ora il cielo di Catania, facendo temere il peggio. L'incendio che ha alimentato la colonna scura si è propagato all'interno della Etna Global Service, l'azienda di conferimento e lavorazione di cartone e plastica provenienti dalla raccolta dei comuni. Le fiamme hanno distrutto lo stabilimento nella quinta strada della zona industriale e con il passare del tempo e l'aggravarsi della situazione è stato anche diramato l'allert. Emergenza fase 3, stato di allarme, evacuazione generale dello stabilimento. In
In azione il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sul posto per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La polizia è stata anche impegnata nelle operazioni di soccorso e di evacuazione delle aziende e dei capannoni vicino alla zona dell'incendio. Nei soccorsi sono state utilizzate le autobotti e il personale specializzato. Infatti si è temuto l'esplosione di una cisterna piena di gasolio dentro lo stabilimento. Sulle cause del rogo è intervenuta la stessa azienda, Etna Global Service, precisando che l'incendio non è stato doloso, ma si ipotizza che sia stato causato dallo sfregamento di materiali ferrosi che, alimentati dagli agenti atmosferici, hanno causato il rogo, coinvolgendo solo ed esclusivamente gli impianti dell'azienda di selezione dei rifiuti. Nessun ferito tra i dipendenti. Ma l'aria attorno è stata resa irrespirabile, tanto che i vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento degli addetti dell'ARPA per analizzare e valutare la tossicità della nube. L'incendio scoppiato nella zona industriale di Catania mette a rischio lavoratori, cittadini e infrastrutture strategiche come l'aeroporto. Serve un piano straordinario di sicurezza industriale. Lo dice il segretario della CGIL De Caudo, che esprime forte preoccupazione per le sostanze tossiche e i rischi per la salute pubblica. E sono ancora fuori dalle loro case le 60 famiglie che sono state fatte evacuare a Camporotondo Etneo, nel Casanese appunto, per il grosso incendio che divampa da ieri in una discarica abusiva. Il servizio di Orazio Longo. Brucia ancora Camporotondo Etneo, vigili del fuoco sul posto per mantenere l'area sotto controllo. Le fiamme partite da questo terreno già sequestrato per discarica abusiva hanno lambito le abitazioni. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di evacuazione per 60 famiglie, alcune hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti o amici. Noi stiamo rientrando a prendere delle cose e andiamo via. Abbiamo avuto molta paura, c'era il fuoco ormai da tutto il giorno, poi la sera era diventato veramente irrespirabile l'aria, c'era molto fumo nero e quindi per una questione di sicurezza ovviamente hanno preferito far evacuare. Noi, avendo 2 bambini, abbiamo preferito dormire da parenti. Abbiamo avuto la fortuna di appoggiarci lì, però c'erano molte persone anche al comune. Tantissimi copertoni bruciati, plastica e elettrodomestici. Questo è quello che rimane di una sedia completamente bruciata, una sedia in ferro, probabilmente in plastica. Come tutto il resto è andato bruciato qua e che sta continuando a bruciare, l'odore è ancora fortissimo. Aria che rimane irrespirabile. Adesso si cerca di capire come si è sviluppato il rogo. L'ordinanza la terrà in vigore sicuramente fino a domani mattina, in modo tale che tutti i fumi, speriamo, si siano stoppati. Una buona parte dell'area interessata dall'incendio è sottoposta a sequestro da parte delle autorità competenti da circa un anno. A chi competeva la liberazione dell'area? Certamente non al comune, senza un'autorizzazione di chi ha sottoposto sotto sequestro l'area non poteva intervenire. La conta dei danni? A caldo non le saprei dire, sicuramente mi ritengo fortunato che non ci sono stati danni su civili e su abitazioni. Intanto da una discarica bruciata altre crescono impunemente ai bordi delle strade. E intanto altri 2 incendi sono divampati oggi nel Palermitano e stanno impegnando decine di squadre di vigili del fuoco, forestali, protezione civile e mezzi aerei. Il primo a Piana degli Albanesi, l'altro rogo a Camporeale nei pressi del cimitero. Nella zona raggiunta dalle fiamme c'è anche un oleificio. Intanto domani sarà allerta meteo arancione a Palermo per ondate di caldo e rischio incendi, come da comunicato della protezione civile regionale. La temperatura massima percepita sarà comunque di 35 gradi. 7 indagati per il suicidio in carcere di Stefano Argentino. L'ipotesi contestata dalla procura è di reato omissivo doloso. La settimana prossima l'autopsia. Francesco Triolo. Sono 7 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Stefano Argentino, suicida nella sua cella del carcere di Gazia Messina. L'ipotesi di reato contestata alla procura allo stato è una fattispecie omissiva dolosa che ha provocato la morte del giovane. Gli indagati sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese, l'addetta ai servizi trattamentali dell'istituto di pena, l'equipe composta dallo psichiatra e dagli psicologi che hanno avuto in cura Argentino. L'inchiesta è stata affidata alla PM Anna Maria Arena.
Intanto il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Parialò martedì prossimo a Palazzo di Giustizia conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino. A seguire l'esame sarà effettuato all'obitorio del Policlinico. Si possono fare solo supposizioni, al momento è stato il commento dell'avvocato Giuseppe Cultrera che assiste la famiglia di Argentino. Auspico soltanto che almeno stavolta le indagini siano approfondite e possano portare risultati concreti. Stefano, ha continuato, avrebbe dovuto essere rinchiuso in una REMS o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, ha aggiunto, non era compatibile con la custodia in carcere. Restiamo a Messina, ma per ben altro argomento, perché nel pomeriggio si è svolto un agitato corteo dei comitati No Ponte, la prima manifestazione di piazza dopo l'approvazione del CIPES. Andiamo a Messina proprio con Francesco Triolo. Il giorno del corteo No Ponte a Messina, il primo, la risposta dei comitati contrari all'opera dopo il via libera da parte del CIPES. In pieno centro a Messina hanno sfilato da piazza Cairoli a piazza Duomo con i cartelli, chiedevano acqua non guerra, una parola forte per ribadire l'opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare. In molti sottolineano le incongruenze ambientali, tecniche, finanziarie e denunciano le forzature politiche che hanno portato all'accelerazione nell'operazione. Prestazione che cade al momento giusto e che deve avere la forza di opporsi a questo modello di sviluppo del territorio che non è un modello di sviluppo. Comporterà per la distruzione della città peggio di un terremoto e poi noi siamo sicuri, a parte l'inutilità del ponte perché non serve il ponte ma ben altro, sembra una banalità per Salvini ma è così in realtà. La cosa più importante è la mobilitazione popolare, il passaggio del CIPES è un passaggio simbolicamente importante ma non decisivo, il ponte si può ancora fermare. Preoccupazione è per l'impatto che l'opera avrà sulla città, sul territorio, con le opere connesse, anni di cantieri, espropri, quartieri che diventeranno invivibili, tutto questo mentre dall'altra parte si sottolinea il valore che il ponte avrà, i risparmi che porterà. La Stretto di Messina ha ufficializzato quelle che saranno le tariffe che andranno da 4 a 7 euro, ben al di sotto del costo attuale di traghettamento. Segnalazioni, denunce e un ossario fatiscente a Mazzarino dopo il servizio che abbiamo mandato in onda qualche giorno fa. Il cimitero diventa il centro di un duro scontro politico. Gerry Italia. A Mazzarino la quiete del cimitero comunale sembra ormai un lontano ricordo. Quella che una settimana fa sembrava un'anomalia isolata si è trasformata in un vero e proprio caso politico con possibili sviluppi giudiziari. Dopo il nostro primo servizio le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate. L'ultima arriva da una donna che, recandosi alla tomba dei nonni, ha trovato una sepoltura improvvisata, l'ennesima, una lastra di lamiera appoggiata a coprire il terreno, una scena che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri. Sul tavolo del sindaco Domenico Faraci intanto è pronta un'ordinanza per chiudere e bonificare l'ossario comunale che i residenti chiamano ormai discarica e che le nostre telecamere hanno documentato in condizioni precarie. Ma è proprio sull'ossario che esplode la polemica. L'opposizione denuncia una gestione a doppio binario, aperto per un'estumulazione autorizzata dal sindaco pochi mesi fa, ma off limits quando i consiglieri chiedono di entrare per un'ispezione. Motivi ufficiali, problemi igienico-sanitari e criticità strutturali. I consiglieri, che stanno preparando una commissione d'indagine, accusano anche l'assenza della giunta all'ultimo consiglio comunale convocato proprio per discutere il caso, un'assenza giustificata, sostengono, da impegni legati a un concerto dei Mattia Bazar. Questa non è un'amministrazione, è una recita a danno dei cittadini, accusano i consiglieri, annunciando di voler portare il caso in prefettura e davanti agli organi di controllo. Nel frattempo, tra tombe improvvisate, ossari fatiscenti e aule consigliari vuote, la vicenda del cimitero di Mazzarino continua a scavare non solo nella terra ma nelle crepe della politica locale. A Palermo ancora furti in una scuola a Bonagia nel plesso Placido Rizzotto dell'Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, danneggiati la porta d'ingresso e rubati banchi e sedie. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Picco di esodo estivo in Sicilia, oggi bollino nero sulle principali arterie stradali e autostradali, mentre Caronte fa sentire i suoi effetti sull'isola, ma inferiori a quelli che in questi giorni ci saranno nel resto del paese. Sentiamo Emanuela Corsi.
Un altro weekend da bollino nero sulle autostrade siciliane. Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell'esodo estivo anche in Sicilia, tra le mete preferite di quest'estate. In vista della settimana di Ferragosto, ANAS ha sospeso oltre l'83% dei cantieri attivi lungo tutto lo stivale per evitare disagi e incolonnamenti per gli oltre 12 milioni di veicoli in movimento. La mattinata più critica è quella di oggi, con il picco di spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare e montagna. Sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara le maggiori criticità. Domani previsto bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio e nella serata, quando si concentreranno i rientri di chi ha scelto il weekend breve o una giornata al mare. Per quanto riguarda le temperature, l'anticiclone africano Caronte si farà sentire anche in Sicilia, ma non troppo. La colonnina di mercurio farà registrare tra i 30 e i 35 gradi nelle principali città siciliane fino a Ferragosto, mentre le minime scenderanno anche sotto i 20 gradi. Dimenticate quindi il caldo estremo e le notti tropicali di luglio. Questi giorni di agosto regaleranno temperature più gradevoli per i residenti e i tanti vacanzieri che affollano le località turistiche dell'isola. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi rientreremo con un significativo omaggio di Pep Guardiola al ricordo di Falcone e Borsellino. A tra poco. Siamo tornati in studio. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City e a Palermo per l'amichevole contro i rosanero, ha visitato il santuario di Santa Rosalia. Indossandolo, vedete, una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la frase «Le loro idee corrono sulle nostre gambe». Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del santuario di Santa Rosalia, come state vedendo in questa immagine. A Siracusa i poliziotti vanno anche in bici. Dopo il G7 Agricoltura tornano le pattuglie in sella ai mezzi a pedalata assistita donati da Confcommercio e Rotary. Come ha detto il questore Pellicone al nostro telegiornale, è un modo per stare più vicini alla gente. Francesco Aloi. In sella alla bici per arrivare ovunque, persino nelle stradine più strette. A Siracusa la Polizia di Stato si sposta anche così, per un controllo del territorio sempre più mirato. Questo servizio andrà a integrare il servizio di controllo del territorio esistente. Abbiamo delle auto elettriche che già operano da tempo, abbiamo la polizia piedata e quindi per noi insomma questo è un momento importante. Sono 2 le bici a pedalata assistite impiegate per fare pattuglia, non solo a Ortigia. Già apprezzate durante il G7 Agricoltura dello scorso anno, adesso è possibile rivederle in giro, tra la gente. E quindi abbiamo voluto far sì che questo sistema di controllo del territorio fosse quotidiano nella città di Siracusa, in particolare Ortigia. Bike 1 e Bike 2 sono state donate da Confcommercio Siracusa e Rotary Club Siracusa Ortigia. Questo progetto ci ha consentito di donare 2 biciclette con pedalata assistita per portare la legalità in modo ecologico, rapido e far sentire le persone protette e con le forze dell'ordine vicine. È importante che la presenza dello Stato e della Polizia venga avvertita anche nei periodi estivi, ma anche durante tutto l'anno, perché i negozianti si sentono molto più tutelati. Ma esserci sempre per la Polizia non è soltanto un claim, è la realtà. Perché più divise si vedono in giro, più è la sicurezza percepita, che è diversa da quella reale. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere migliori. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che appunto ha presentato a Catania il suo libro Quando il mondo dorme. Sentiamo la nostra Emanuela Corsi. Lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano e questo vale in modo particolare per la Palestina. Quando il mondo dorme, il libro di Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori occupati, una delle poche voci di denuncia di quello che sta accadendo, è un atto d'accusa all'indifferenza del mondo. Un viaggio scandito da 10 storie che ci aiutano a comprendere storia, presente e se ci sarà un futuro della Palestina. Per me è un popolo estremamente resistente, è un popolo che resiste attraverso l'educazione,
persone, il cibo che resiste attraverso l'ospitalità e resiste alla cancellazione. Ecco, tanti popoli, anche in queste terre, tanti popoli autoctoni sono stati un po' spazzati via nel corso della storia. I palestinesi resistono e secondo me nella loro resistenza c'è un messaggio proprio catartico anche per noi contemporanei, che non possiamo essere gli stessi passivi, anestetizzati di un secolo fa o di quelli che oggi sanno che cosa abbiamo fatto nel resto del mondo attraverso 500 anni di colonizzazione. Dobbiamo svegliarci, possiamo essere migliori. Amata e anche molto odiata, l'albanese sta ricevendo la cittadinanza onoraria da vari comuni, l'ultimo dalla città di Bari. È un modo per esprimere solidarietà al popolo palestinese, ma vorrei, aggiunge, che non fosse solo un gesto simbolico. Occorre agire. C'è ancora una pausa e subito dopo le ultime dal calciomercato di Serie C. A tra poco. E siamo al calcio. Il presidente Ross Pelligra non sarà presente all'amichevole del Catania al Massimino per impegni professionali in Australia. E intanto sul fronte mercato Bocic ceduto in prestito al Picerno e 7 partenze nel Trapani. Sergio Colosi. In una nota il presidente Ross Pelligra ha comunicato che, contrariamente a quanto previsto, non potrà essere presente all'amichevole del Catania domenica sera al Massimino contro il Valletta Football Club per improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia. Il numero 1 del club rossazzurro ha dichiarato di essere sempre aggiornato sul lavoro svolto dai dirigenti nel potenziamento della rosa, anticipando che arriverà a Catania nelle prossime settimane. Sul mercato per Salvatore Aloi, non convocato dalla Ternana per la Coppa Italia, manca soltanto l'ufficialità. Si avvicina anche il trequartista Michele D'Ausilio. Previsti 2 colpi in attacco. Uno potrebbe essere Simone Leonardi di Scuola Sampdoria l'anno scorso a Rimini, a cui si aggiungerà una prima punta da doppia cifra. Dopo la rescissione dell'ex tecnico Lucarelli, Bocic ceduto a titolo temporaneo al Picerno. De Rose vicino al ritorno a Cosenza. Peralta ed Andrea tra i partenti più richiesti. Cura dimagrante in atto a Trapani, dove alle rescissioni di Celiento, Valietti e Sartore e alle cessioni di Carraro al Gubbio e Udò alla Propatria si sono aggiunti i trasferimenti di Zac Ruggero al Cerignola e Daca al Vora. Nel ritiro di Valderice, seconda seduta aperta ai tifosi. E c'è un'ultimissima notizia che riguarda proprio l'attesa ufficializzazione, come avete sentito nel nostro servizio, del centrocampista Aloi per il Catania. È stato ufficializzato infatti dal club etneo Salvatore Aloi, centrocampista di quasi 29 anni che ha firmato un contratto biennale. Aloi nelle categorie professionistiche ha disputato 296 gare realizzando 18 reti. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.